Ostia è decisamente troppo piccola per avere due padroni. Oggi nel derby vedremo chi riuscirà a prendersi lo scettro. Amici di Gazzetta, buongiorno e benvenuti allo stadio Lodovichetti. La Pescatori Ostia ospita l'Ostia Antica primo in classifica. Un saluto da Simone Belardinelli per un derby che ha tutte le carte in regola per regalare emozioni. Dirige il match il signor Calzolari di Albenga. Comincia il derby di Ostia. Subito ripartenza della Pescatori. Franci guarda a destra, serve Marzi con una grande palla. Marzi la stoppa, va col destro! Va vicinissimo al gol del vantaggio dopo soli 2 minuti di gioco. De Santis, sfida di Nicola, lo salta di netto. De Santis, palla in mezzo, lo presti malissimo. E allora Pischedda col destro potente sotto la traversa fa 1-0 per l'Ostia Antica e il bandito sblocca il match al Lodovichetti. Franci entra in area, la piazza col destro ed è subito pareggio per gli squali di Ostia. La firma è di Lollo Franci che risponde ai bianconeri dicendo che questo è il borghetto e le emozioni sono appena incominciate. 1-1. Gresini, palla avanti per Franci che prova a metterla giù, si gira da col sinistro e non va troppo lontano dalla sua doppietta. Masciangelo, palla in mezzo per De Santis che a colpo sicuro spinge il pallone in porta e riporta in vantaggio i bianconeri. Assist al bacio del numero 9 e il Nigno ringrazia. Franci la mette giù alla grande, prova a sfidare Natalizzi, si appoggia invece a Di Cori che si gira e prova il destro e va 1 millimetro dall'incrocio dei pali. Rilancio lungo della difesa, Gresini buca l'intervento e allora De Santis salta secco, lo presti, si presenta in area, De Santis la mette in mezzo ma Verdecchia, bravissimo in uscita, cancella il tapino. Filippi ha appena il pallone con l'esterno, va da Pischedda che chiude l'1-2, palla in avanti, deliziosa per De Santis che si invola verso la porta, va col destro e Verdecchia strepitoso tiene a galla i suoi e fa ripartire l'azione. Si riparte. È pronto Franci. Pallone messo in mezzo. Sbuca Marzi! Che non si sa come, ma spinge il pallone in porta. Il Toro di Ostia pareggia per gli squali. Nuova parità al Lodovichetti e 2-2. La palla schizza dalle parti di Vecchio che mette il cross in mezzo. Forse scheggia anche la traversa. De Santis supera Davi, De Santis col destro e super Verdecchia, è lui a fare il fenomeno e gli nega il gol. De Santis entra in area, De Falco lo tampona, ma c'è calcio di rigore per l'Ostia Antica. L'arbitro senza alcun dubbio indica il dischetto. Parte la rincorsa del numero 10. De Santis spiazza Verdecchia e allora nuovo vantaggio dell'Ostia Antica che con El Nigno si porta sul 3-2. Di Cori la mette giù con classe e imbuca dalle parti di Vecchio che calcio in porta, deviazione e salvataggio quasi sulla linea. Palla giocata a destra, De Santis manda al bar Gresini, De Santis offre un cioccolatino solo da scartare a mister Fulmine Masciangelo che forse chiude definitivamente la pratica al Lodovichetti. È 4-2. Sesta sfida il suo avversario, sterza e caccia in porta, viene deviato. Gazzellone di testa ripropone per Vecchio che col destro batte Massetti e accorcia le distanze per la Pescatori che in 10 uomini cercano la clamorosa rimonta. Pescatori ormai sbilanciatissima e allora De Santis serve Masciangelo che può chiuderla. Masciangelo sterza ma va con un esterno destro che poco c'entra con la sua grande partita. Masciangelo alza il campanile e il signor Calzolari dice che basta così. È stato un derby stupendo che entrerà nella storia e che issa l'Ostia Antica a punteggio pieno primo in classifica.